Salvini, se c'è una cosa che sta facendo benissimo, è il suo ruolo da capo della Lega. Quello è il suo primo obiettivo e i sondaggi gli stanno dando ragione, quindi quello lo sta facendo benissimo. Sul discorso del Ministero dell'Interno mi riservo di giudicare magari tra qualche tempo. Sicuramente però c'è un fatto che, al di là di come la possiamo pensare sulle prese di posizioni che ha avuto, a livello europeo comunque l'Italia viene considerata in maniera diversa. Ne abbiamo avuto prova anche l'altro giorno, quando c'era sul tavolo una proposta di revisione del decreto di Dublino, dell'accordo di Dublino, che non andava bene all'Italia. La Merkel, cosa veramente strana, ha chiamato il primo ministro Conte e ha detto: no, guarda, ci siamo parlati l'altro giorno, insomma, faccia a faccia, questa proposta che all'Italia non va bene la mettiamo da parte, siamo pronti a discutere tutti assieme su quale sia la soluzione migliore. Quindi già questo comunque sia è un passo in avanti rispetto all'ultimo governo, insomma agli ultimi anni, e a come veniva un po' presa l'Italia, insomma, a livello europeo, sempre, diciamo, noi in Veneto diciamo l'ultima ruota del carro, no? Quindi, che rende l'idea. E quindi questo secondo me lo giudico un fatto positivo. Sul discorso delle ONG. Il discorso delle ONG è molto semplice dal mio punto di vista. Ci sono due cose: la questione umanitaria, che non possiamo lasciare persone giorni e giorni giustamente in mezzo a un mare senza sapere appunto che destino avranno, però anche per il caso Aquarius. Sì. Che è andata la nostra Marina Militare ha dato costantemente supporto logistico, nessuna di quelle persone è mai stata in pericolo, sono stati assistiti durante tutto il percorso, che è stato veramente lungo e sicuramente disagevole, perché ho avuto per lavoro, insomma, so cosa significa stare in mare, e per persone che non sono abituate 6 giorni in mare non è certo una crociera, quindi da quel punto di vista sicuramente posso capire, insomma. Però insomma, se tra il pericolo di vita e comunque stare in una nave, essere accompagnati in un porto sicuro, dopo tutte le questioni che ci sono state, dovevano scendere a Malta eccetera, la questione però è semplice. Queste sono delle ONG, appunto organizzazioni non governative, che stanno lì a fare che cosa? Stanno lì a prendere delle persone che appunto fuggono dall'Africa per variati motivi, anche lì potremo disquisire più o meno giusti, però da quando ci sono queste ONG in mare, di fatto la nostra Marina non riesce più a identificare quelli che venivano detti scafisti. Sono spariti dal lessico. Una volta si parlava sempre di questi scafisti eccetera, quando ci sono le ONG che li vanno a prendere, diciamo, a pochi metri dalla spiaggia, perché 20 miglia vuol dire proprio vedere la nave da terra prima di partire, gli scafisti non se ne vede uno, ed è questa una delle criticità che assolutamente va, perché questo sembra essere un incentivo a fuggire tramite mare, e finché ci saranno delle persone in mare ci potrà sempre essere l'incidente e potremo sempre commentare dei morti in mare. Quindi dobbiamo fare in modo che queste persone non partano via mare, dobbiamo trovare delle soluzioni, ed è per questo che è importante che a livello europeo, se l'Europa ha un senso e se l'Europa deve essere appunto un insieme di stati che si muove coerentemente, deve trovare una soluzione, perché altrimenti veramente l'Europa si sgretola su questo problema, ma non per diversità di vedute politiche, perché sta dimostrando di non essere capace di fare una politica comune sull'immigrazione.